Cortina è sempre Cortina ed è unica al mondo. Unica località italiana Cortina ad ospitare per la seconda volta le Olimpiadi invernali e quest'anno teatro anche delle Paralimpiadi. 70 anni dopo, gli atleti olimpici del 1956 hanno portato la fiaccola di Milano Cortina 2026 nel segno di una continuità sportiva e culturale che fa della Regina delle Dolomiti l'ambasciatrice del Veneto nel mondo. Era voluto, è giusto. Quel Veneto che si racconta con spontaneità tra una gara e l'altra, tra la mitica pista Olimpia delle Tofane, il rinnovato Sliding Center Eugenio Monti e il Cortina Olympic Stadium. Luoghi iconici degli sport su neve che rimandano alla strepitosa offerta di tutto l'arco dolomitico veneto, dal Cadore al comprensorio del Civetta, delle Tre Valli, ad Arabba, alla Marmolada, proseguendo fino al Monte Baldo, passando per l'altopiano di Asiago. Sci alpino femminile, skeleton, slittino, curling e bob, le gare di Cortina. Una storia di campioni che si tramanda di generazione in generazione nella conca ampezzana. Io sono un ex atleta di curling e Stefania era una nostra compagna di squadra, di conseguenza per me il curling sicuramente ha più importanza perché c'è una parte del mio cuore che batte per questo. Perciò io tiferò sicuramente Stefania è la squadra femminile, la squadra maschile, siamo tutti una grande famiglia, ci conosciamo tutti. Io Bob, perché il mio nonno Guido Gilarduzzi è stato campione di guido slitta e i suoi fratelli hanno gareggiato anche loro col Bob, quindi il mio cuore è nel Bob. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi, un'occasione per il Veneto di rafforzare la propria attrattività e consolidare un'immagine integrata di destinazione turistica, culturale e produttiva di eccellenza. La Casa delle Regole, scrigno dell'identità ampezzana, per tutta la durata dei giochi, ospita Casa Veneto, un luogo di incontro che propone un articolato palinsesto per conoscere e apprezzare una terra che sa essere protagonista. Apre ufficialmente Casa Veneto. Raccontare il Veneto non solo a Cortina ma nel mondo, perché le Olimpiadi rappresentano questo e questa deve essere la casa del Veneto nel mondo. Abbiamo concluso il viaggio della fiaccola olimpica con dei tedofori d'eccezione che ci hanno ricordato il valore della tradizione, il valore della consegna di valori straordinari, i valori dello sport e i valori delle Olimpiadi. In questo caso siamo tedofori, ma sempre sotto un cappello di alpino che ci appartiene da sempre. Bellissima, grande emozione. Da provare, indescrivibile. Con la nostra semplicità portiamo dei sorrisi e facciamo partecipare anche la popolazione alla nostra emozione. Grazie agli alpini, grazie a Cortina. Carlo, Manuela e Bruno, 70 anni dopo, la stessa emozione, anche se in veste diversa. Loro nel 1956 hanno gareggiato. A loro doveroso affidare l'accensione del braciere per Cortina 2026. Hanno portato la fiamma con orgoglio e commozione, una commozione che ha coinvolto tutti. Il braciere in questa tappa numero 50, tutte e tre insieme, uniti e c'è! E Cortina c'è! E Cortina c'è!